a rendersi pericoloso. 2 minuti trascorsi, ancora 0-0 tra Veneto e Toscana per quanto riguarda la categoria Under 17. Imposta adesso la formazione di Rozzato, lo fa con Franzoi, cerca l'1-2 con il proprio compagno, si tratta, se non vado errato, di Guariento. Lamentava un fallo ai danni del numero 5, non secondo il direttore di gara, e quindi Toscana in possesso palla a girare la sfera, pallone imbucato verso Innocenti, prova a servire Antonizzi che si era inserito, ha letto però molto bene in questa circostanza Zanotto, che ha fatto subito ripartire i suoi. Occhio a Schiavinato, grande attenzione nei suoi confronti. 51 gol quest'anno con la Fenice Venezia Mestre, vincitrice del campionato regionale Under 17. Sicuramente Schiavinato, uno dei giocatori da tenere d'occhio, è uno dei fiori all'occhiello del settore giovanile Veneto e del settore giovanile ovviamente della Fenice Venezia. Schiavinato, proprio lui a ricevere, cerca di imbucare per Bui, c'è però il recupero solo per un attimo della Toscana. Occhio al 2 contro 1, Franzoi sul secondo palo da Bui che colpisce clamorosamente il legno. A un passo dal vantaggio il Veneto con il proprio numero 6. Qui è falloso l'intervento di Franzoi, clamorosa però l'occasione mancata da Bui. A un passo dal vantaggio la formazione di Rozzato, che adesso sostituisce il proprio capitano. Al suo posto è entrato Pistoresi. Imposta nuovamente la Toscana, sempre in profondità a cercare Innocenti, il quale non arriva sulla sfera. L'ultimo tocco è di un giocatore in maglia amaranto, rimessa laterale per la Toscana, che prova a farsi viva dalle parti di Zanotto. Lo fa con Antonizzi, pallone troppo lungo, recupera l'estremo difensore Veneto. Franceschini là. Adesso Pistoresi dall'altra parte, passaggio sbagliato, viene intercettato da Minneci che va alla conclusione. Trova attento Zanotto che in 2 tempi la fa sua, prova a far ripartire subito i compagni, non riesce a controllare Franceschini e quindi Zambri rimette in gioco. Ultimo tocco qui di un giocatore toscano, in particolar modo si tratta del numero 8 Panchetti. La rimessa laterale sarà a favore della formazione veneta. È andata alla conclusione Bui, ribattuta, guadagna qualche metro la squadra di Rozzato, che adesso imposta con Schiavinato, finta la conclusione, c'è la chiusura vincente anche da parte di Innocenti. La rimessa laterale sarà nuovamente a favore della formazione Amaranto. Schiavinato torna all'indietro da Pistoresi, quindi Franceschini prova la conclusione, ribattuta, non riesce a evitare il corner Zambri. Pallone fuori per Schiavinato, cerca nuovamente Pistoresi, poi Franceschini alla conclusione, la respinta ottima di Zambri. Qui occhio perché la Toscana non riesce a uscire, allora ci prova anche Bui. Alla fine possesso sempre tra i piedi dei giocatori del Veneto, che stanno provando a imporsi in questi primi istanti di match. È arrivata la conclusione nuovamente da parte di Franceschini, si era disteso bene Zambri, il cui intervento però non è stato necessario. Pallone sul fondo, cambio per la Toscana e c'è al campo Antonizzi, entra Rocchiccioli, servito proprio adesso. Rimessa laterale a favore della Toscana, battuta in questo momento, occhio al recupero però 2 volte ci ha provato in questa circostanza Schiavinato, sfortunato nel rimpallo, è lui l'ultimo a toccare. Rimessa laterale nuovamente per la formazione del centro Italia, pallone alzato, cerca di controllarla e ci riesce molto bene Innocenti, che si muove in mezzo alle maglie venete, che poi provvedono al recupero regolare. Qui l'intervento di Innocenti ai danni dell'altro numero 6 Bui. L'ultimo tocco è proprio del giocatore del Veneto. Rimessa laterale a favore della Toscana, pallone in profondità, sempre a cercare Innocenti, tallonato molto bene, arriva però sulla seconda palla in questa circostanza Rocchiccioli, chiuso molto bene a sua volta da Pistoresi. In fallo laterale può farsi vedere nuovamente la Toscana dalle parti di Zanotto. È entrato in campo anche Baldi per la formazione di Pullerà.
pallone in mezzo per il colpo di tacco di Innocenti. Gran gol del numero 6 che sulla conclusione di Rocchiccioli corregge il tiro, sorprende Zanotto e porta in vantaggio la Toscana dopo 4 minuti e 34. Ha segnato il numero 6 Innocenti. In vantaggio la Toscana, vedremo quale sarà adesso la reazione del Veneto. Partita molto equilibrata finora, molto bella, con due formazioni che si sono rese pericolose da un lato e dall'altro prima del gol del vantaggio siglato da Innocenti. Adesso conclusione provata da Rocchiccioli e bloccata in due tempi da Zanotto, che ha già rimesso in gioco. Schiavinato vuole salire in cattedra, va da Pistoresi, pallone in profondità per Bui, ancora Schiavinato, orienta di suolo e calcia. La deviazione è determinante di Panchetti, corner per il Veneto. Bui ancora ribattuto, è lui l'ultimo in questo momento, recupera la sfera, ritorna da Pistoresi che prova a rimbeccarlo, c'è la chiusura però perfetta della retroguardia toscana. Occhio qui a Schiavinato che prova la conclusione, respinta dal neoentrato Acciai, poi pallone imbucato da parte di Illotti per Bui, sfera che non arriva a destinazione, rinvio dal fondo per la Toscana. Si fa sentire il pubblico di Fede Veneta, giunto numerosissimo per questo torneo delle regioni, che vedrà il Veneto impegnato al Palacosenza nelle giornate di oggi, domani e dopodomani in tutte le categorie. Bui, pallone allargato per Illotti, prova l'imbucata che non va a buon fine, la rimessa laterale sarà a favore della Toscana. Pallone in profondità adesso per la conclusione provata da Baldi, debole tra le braccia di Zanotto, quindi Bonamore imbuca a cercare Bui che non riesce a girarsi. Occhio al contropiede della Toscana, 2 contro 1, fermato però in questa circostanza Rocchiccioli con un fallo da parte del numero 11 Busnardo, giocatore della Came che viene sostituito in questo momento da Franzoi. Secondo fallo in squadra per il Veneto, punizione per la Toscana. Sul pallone Rocchiccioli che va alla conclusione, respinta sulla linea da un difensore veneto. A un passo dal 2-0 la Toscana che continua a premere a calcio appunto il doppio vantaggio. Si torna all'indietro da Baldi, poi la va a recuperare con qualche difficoltà Zanotto, la rimette subito in gioco dall'altra parte dove c'è Illotti che vuole prendere campo. Si torna da Franzoi, quindi Gallocchio, ancora Franzoi, Illotti, si muove Bonamore che vuole ricevere, eccolo servito il numero 3, spalle alla porta, il problema di girarsi, lo fa molto bene, non riesce a calciare, vorrebbe un fallo, non per il direttore di gara, rimessa laterale per il Veneto e time out chiesto da coach Rozzato che vuole parlare con i suoi. 13:30 al termine della prima frazione, risultato fermo sull'1-0 a favore della Toscana con il gol di Innocenti dopo 4:34.
si riprende a giocare dopo il minuto di pausa, si riprende con il possesso ancora tra i piedi dei giocatori veneti. Il Lotti prova ad andare a servire Gallocchio, viene però fermato, rimessa laterale che verrà battuta proprio dal numero 8. Ancora Gallocchio, prova a farsi spazio, passa molto bene, poi alza questo pallone per la conclusione da fuori area provata da Franzoi. Doppia deviazione, l'ultima è proprio del numero 9 Gallocchio e quindi sarà rinvio dal fondo per la Toscana con Zambri pronto a rimettere in gioco. Palla corta verso Baldi, quindi Antonizzi vuole il movimento in profondità di un compagno, arriva Zanotto che blocca il pallone, poi la porta di là l'estremo difensore del Veneto, fermato in fallo laterale. Recupera la posizione tra i pali il numero 1, imposta invece il Veneto, servito ancora in profondità Bonamore che poi riesce con la sponda a servire il Lotti, conclusione che è terminata sull'esterno della rete. Era comunque a guardia del primo palo Zambri, che adesso rimette in gioco sempre per Baldi, è costretto ad andare lungo vista la pressione dell'altro numero 3 Bonamore, rinvio dal fondo già battuto, c'è spazio in questa circostanza per il Veneto che prova a sfruttarlo tutto. Gallocchio non riesce a chiudere l'1-2 con Bonamore, quindi esce la Toscana solo per un attimo. Franzoi a servire ancora Gallocchio, prova a girarsi, finisce a terra, tutto regolare, ancora Gallocchio all'interno dell'area, si lamenta perché vorrebbe un fallo, nulla secondo il direttore di gara. Rimessa laterale a favore della Toscana è stato del numero 9 dell'Antenore Sport Padova. L'ultimo tocco, 28 gol in stagione con l'Under 17 regionale per Gallocchio. Nel frattempo recupero palla da parte di Bonamore, ingenuità della Toscana, realizza il numero 3 del futsal Bissuola che riporta tutto in parità, 1-1 ha segnato Bonamore. Pareggia i conti dunque il Veneto dopo 7 minuti e 41, meritatamente vista la spinta che i ragazzi di Rozzato hanno dato negli ultimi minuti. Arriva il gol di Bonamore dopo un'ingenuità della retroguardia toscana che adesso rimette in gioco, prova addirittura la conclusione da lontanissimo in questa circostanza Antonizzi, anzi Monami, che vorrebbe una deviazione che non c'è, rinvio lungo a cercare in questa circostanza Schiavinato, anticipato molto bene da Baldi, sarà rimessa laterale Veneto. Battuta ora per la conclusione da fuori di Franzoi, respinta alla retroguardia, recupera ancora il Veneto, Schiavinato atterrato in area di rigore, spalla contro spalla per il direttore di gara, tutto regolare. Ancora Schiavinato, servito a tu per tu con Zambri, lo salta in maniera perfetta e realizza il gol del 2-1. Eccolo qui, Kevin Schiavinato, dall'alto dei suoi 51 gol in Under 17, facciamo pure 52. Con il gol al torneo delle regioni, Schiavinato 2-1 e immediato time out chiesto da coach Pullerà. Terminato il time out si riprende a giocare, la ribaltata il Veneto, adesso sopra 2-1 grazie al gol di Schiavinato che ha saltato molto bene Zambri
per poi depositare in fondo alla porta sguarnita. Occhio però perché si fa subito viva la Toscana. Qui arriva la perfetta chiusura da parte di Illotti, poi Franceschini respinge la conclusione dell'avversario. Rimessa laterale ancora per la formazione in completo bianco. Conclusione da fuori tentata da Antonizzi sul tocco di Monami. Altra deviazione, questa volta è corner per la Toscana. Monami a battere dentro. C'è una deviazione, pallone terminato fuori. Nuovamente corner. Ci prova in questa circostanza Antonizzi, pallone deviato che si impenna e che quindi finisce tra le braccia di Zanotto, il quale ha già rimesso in gioco. Franceschini torna dietro a Schiavinato, quindi Franzoi, scambiano i due giocatori alla Fenice Venezia Mestre. Quintetto in campo per il Veneto adesso, tutto di marca Fenice Venezia Mestre, tranne per quanto riguarda Illotti, giocatore dell'anteriore Sport Padova. In questa circostanza Franceschini ha provato a servire Schiavinato, lascia il posto in campo a Bui. Riparte da dietro la Toscana, è costretta a uscire in maniera frettolosa. Innocenti però mantiene il controllo della sfera e torna dietro in questa circostanza da Panchetti. Lancio sbagliato. Rientro in campo nuovamente per Pistoresi e Gallocchio per quanto riguarda la formazione veneta, che gira molto bene la sfera in questa circostanza. Prova a fare tutto da solo il numero 6 Bui, il quale poi viene fermato di testa Franzoi ad anticipare Minneci. Fallo laterale a favore della Toscana. 10:25 all'intervallo, metà primo tempo, partita bellissima finora. 2-1 il punteggio a favore della formazione veneta. Innocenti di tacco, prova a servire Antonizzi, che si arrabbia con se stesso. Rimessa laterale già battuta dalla formazione veneta, prova a scendere Bui, palla al piede, fermato dall'altro numero 6 Innocenti, autore del gol del momentaneo 1-0 a favore della Toscana. Poi Bui protegge molto bene il rinvio dal fondo. Franzoi a giocare per Bui, ancora Franzoi, allarga per Gallocchio, nuovamente il numero 5, nonché capitano di questa squadra. In questo caso sbaglia il passaggio, Innocenti intercetta. Rimessa laterale Veneto. Pistoresi imposta lui andando da Gallocchio, ancora Pistoresi, pallone in là, non la tocca Franzoi che voleva l'out. Per il direttore di gara invece è a favore della Toscana la rimessa laterale. Qui Panchetti cerca Innocenti non trovandolo, pallone troppo profondo per il numero 6. È già ripartito dal basso il Veneto, Franzoi. Innocenti ad attaccare l'avversario, si trattava di Pistoresi che riesce a mantenere il pallone. Servito ancora il numero 2, provano ad andare da Bui, deviazione di Innocenti, rimessa laterale Veneto. Pronto a rientrare anche Bonamore, autore del gol del momentaneo 1-1. Franzoi, pallone allargato verso Gallocchio, quindi Bui si accentra, vuole lo spazio per calciare. Conclusione docile che termina sul fondo e rinvio per la Toscana. Rientra anche Fei per quanto riguarda la formazione in maglia bianca. Innocenti, pallone per Minneci, quindi Fei a cercare Innocenti. C'è l'anticipo perfetto da parte di Pistoresi che poi prova a imbeccare Bui, il quale adesso lascia il campo a Bonamore.
Innocenti prova a proteggere la sfera, finisce a terra, tutto regolare per il direttore di gara. Recupera solo per un attimo la Toscana, poi Bonamore prova ad imbucare, alla fine il rimpallo favorisce la formazione che viene collocata in casa, ossia la Toscana. Innocenti qui cerca di recuperare su Pistoresi, pallone che termina sul fondo, rinvio a favore di Zanotto, già rimessa in gioco la sfera, Franzoi imbuca, intercetta Innocenti, occhio al 2 contro 2 portato avanti da Innocenti e Minneci che però perdono la sfera, quindi Gallocchio di là, l'ottima chiusura da prima di Banchetti, poi di Minneci, rimessa laterale Toscana, anzi Veneto, perdono. Esce dal campo Innocenti, al suo posto Rocchiccioli. Rimessa battuta, Pistoresi, pallone allargato verso Franceschini, quindi Gallocchio, ancora Franceschini, vuole puntare in isolamento, va alla conclusione, ribattuta, nuovamente il numero 7, la lascia lì per Pistoresi, passa molto bene sull'out, Pistoresi poi mette in mezzo, arriva la chiusura di Rocchiccioli, anzi di Panchetti in fallo laterale. 7:46 all'intervallo, 2-1 per il Veneto il punteggio. Conclusione qui, tentata da Gallocchio, pallone che si è impennato e terminato alto. Rimette in gioco Zambri verso Fei, prova a servire in profondità Rocchiccioli, lo trova solo per un attimo, si fa in avanti Pistoresi, subisce fallo, calcio di punizione per il Veneto, seconda infrazione anche per la formazione di Pullera. Gallocchio sul pallone, va alla conclusione, colpisce Rocchiccioli che componeva la barriera insieme a Fei, rimessa laterale per il Veneto. Conclusione provata da Bonamore che trova il gol del 3-1 sotto la traversa, il numero 3 realizza la propria doppietta personale e fa 3-1, raddoppia il vantaggio il Veneto, segna nuovamente Cristian Bonamore, 3-1. E quindi Veneto sul +2, si è ripreso a giocare con la conclusione tentata in questa circostanza da parte del numero 3 Bonamore, ribattuta, poi allontanato la retroguardia toscana che adesso rischia di recuperare il pallone. Busnardo ne esce bene con la sfera tra i piedi, torna al proprio estremo difensore, poi lancio in profondità a cercare e a trovare sempre il numero 11 della Came che prova ad andare in mezzo a cercare proprio Bonamore, il quale arriva in ritardo, vicino al 4-1 il Veneto con questa azione personale di Busnardo. Adesso rimette in gioco la Toscana che imposta da dietro, pallone intercettato da Busnardo solo per un attimo, l'anticipo secco in questa circostanza da parte di Illotti che la porta di là, tallonato dall'altro numero 8 Panchetti che lo chiude in fallo laterale. Lancio in profondità che non sortisce gli effetti sperati, quindi Zanotto ha rimesso in gioco per Bonamore che adesso lascia il campo all'altro bomber schiavinato. Pallone adesso in profondità a cercare Rocchiccioli che non controlla. Su una seconda palla però arriva Minneri, poi la conclusione, Minneci, poi la conclusione da fuori di Fei, bloccata da Zanotto, rilancio subito lungo verso Franceschini che non riesce ad addomesticarla. Minneci, pallone dietro per Bui,
anzi per Fei ovviamente, pardon. Poi prova l'imbucata a cercare Rocchiccioli che non arriva a destinazione, quindi adesso Busnardo a tu per tu con l'estremo difensore avversario. La gran parata di Zambri qui a negare il 4-1 al Veneto. Ha avuto l'opportunità Busnardo, il quale però non è riuscito a sfruttarla. Angolo per il Veneto, conclusione da fuori di Schiavinato, ribattuta da Fei, altro corner questa volta dal lato opposto però per la formazione di Rozzato. In due tempi allontana qui Brandini direttamente dalle parti di Zanotto. Veneto padrone del campo in questa fase di gioco. Toscano che prova a ripartire e a difendere al meglio. Fei, pallone a cercare a trovare Minneci, ancora Fei, passa molto bene sull'avversario, subisce fallo commesso da Capitan Franzoi. Calcio di punizione per la Toscana. 5:33 all'intervallo, 3-2 il computo dei falli a danno dei veneti. Zambri rimette lui in gioco a cercare e trovare un proprio compagno, si tratta di Minneci, poi recupera Zanotto che mette palla a terra e riparte. Superiorità numerica per il Veneto, chiuso molto bene qui l'estremo difensore che torna in porta, applaudito dal proprio allenatore. Rimessa laterale a favore del Veneto, già battuta. Franzoi conclude da fuori, conclusione smorzata alla retroguardia toscana che poi vuole l'out. Pallone in profondità a cercare e trovare Acciai solo per un minuto, solo per un momento ovviamente. Zanotto a rimettere in gioco, qui intercetta Minneci che prova a ripartire ma c'è il recupero di Schiavinato, va dall'altra parte da Franzoi, non si intendono i due compagni della Fenice Venezia Mestre. Kevin Schiavinato e Federico Enea Franzoi. 51 gol per il primo, 23 per il secondo in under 17 regionale quest'anno. Sicuramente un risultato di primissimo livello per una squadra che ha vinto, ha stravinto, ha stradominato il proprio girone di under 17, la Fenice Venezia Mestre. Adesso rimessa laterale a favore della Toscana, della cui battuta si occupa Rocchiccioli, quindi Antonizzi. Ancora per Rocchiccioli, prova la conclusione, respinta da Franzoi. Il Lotti torna all'indietro al proprio numero 5. Busnardo, il Lotti, Busnardo, Franzoi. Vuole uscire col possesso, vuole uscire col giro palla. Il Veneto, steso Franzoi in questa circostanza. Calcio di punizione per lui, di Antonizzi il fallo. Busnardo a lanciare bene per il Lotti che viene chiuso molto bene questa volta da Brandini. Quindi il contropiede della Toscana con Acciai che viene fermato da Franzoi, se la porta di là di suolo, 2 contro 1. Franzoi sul secondo palo per Schiavinato. 4-1 Veneto, è tutto però di Federico Enea Franzoi questo gol realizzato sempre dal numero 10. Doppietta per lui, doppietta per Bonamore. 4-1 per il Veneto. Veneto che sembra completamente padrone del campo dopo essere andato sotto, adesso è in vantaggio di 3 reti su 4-1. Busnardo, scambio rapido in questa circostanza con Pistoresi, non è riuscito però a trovare il guizzo per calciare. Buio a battere l'out verso Busnardo, quindi Pistoresi. Busnardo si muove Schiavinato che la vuole sul posto e la riceve, prende campo, poi imbuca molto bene per Bui, il quale non riesce col controllo orientato a calciare verso la porta. Adesso Innocenti attaccato da Schiavinato, mantiene il possesso il numero 6 toscano Brandini, cerca e trova Acciai. Antonizzi all'indietro da Innocenti, pallone in profondità, non c'è nessun tocco neanche da parte di Pistoresi. Rimessa laterale, esce nuovamente Schiavinato ed entra nuovamente Gallocchio al suo posto. Servitore il numero 9, Gallocchio verso Busnardo. Era partito in questa occasione Pistoresi, non si sono intesi i due. Rimessa laterale a favore della Toscana, esce proprio Busnardo, al suo posto Franceschini.
Antonizzi a battere l'auto per Innocenti, blocca direttamente Zanotto, che poi è già rimesso in gioco. Prova a crearsi lo spazio per calciare Bui, che colpisce Antonizzi. Rimessa laterale Veneto, proprio Bui a battere, torna dietro la Pistoresi, orienta e calcia, sfera bloccata facilmente da Zambri, rimessa in gioco per Innocenti, a terra, falloso qui l'intervento anche da cartellino giallo per il direttore di gara Di Franceschini, primo monito del match. Quarto fallo per il Veneto, punizione battuta dalla formazione toscana, pallone in profondità, cercare Innocenti, prova a girarsi sull'ultimo tocco, sulla pressione dei Pistoresi, rimessa Veneto. Rimessa guadagnata ora da Minneci, occhio al recupero da parte di Gallocchio che prova la conclusione in pallonetto, pallone che è terminato alto, anzi che è terminato largo, pardon. Conclusione deviata, ci deve mettere la mano Zanotto per evitare ulteriori guai. Calcio d'angolo per la Toscana, buona la parata qui dell'estremo difensore della Fenice Venezia Mestre, che si è fatto trovare preparato in questa circostanza. Corner a favore della formazione toscana. Pallone alzato per Innocenti che non può calciare al volo, finisce anzi col perderla, salvo poi recuperarla sul controllo infelice di Pistoresi. In questo caso recupero proprio di Pistoresi che prova ad avviarsi verso la porta, chiuso alla grande da Panchetti. Antonizzi, Panchetti, pallone allontanato, c'è il recupero di Bui che calcia, pallone sul fondo, Veneto ancora pericoloso, vicino al 5-1, 1,54 all'intervallo. Zambri, pallone rimesso in gioco verso Brandini, quindi Panchetti prova l'imbucata a cercare Innocenti, nulla di fatto, lascia il campo Pistoresi, rientra in campo Capitan Franzoi. Servito ora Innocenti, intercetta molto bene il movimento a tagliare dell'avversario, poi riesce a servire un compagno, si tratta di Antonizzi, fermato, ancora i due a scambiare. Intercetta molto bene Illotti, quindi Franzoi dall'altra parte dove c'è Bonamore, vuole puntare il numero 3, calcio col mancino, deviazione, blocca Zanotto, anzi Zambri, rischia qui la Toscana, errore in fase di disimpegno di Antonizzi e Panchetti, fallo laterale per il Veneto, già battuto Franzoi, ultimo giro di lancette, si torna dietro da Zanotto. Quindi Illotti nuovamente dal proprio capitano. Franzoi e Bonamore scambiano i due, pallone che poi sul secondo palo non riesce a trovare il numero 5. Era stato buono l'invito di Bonamore, nulla di fatto, rimessa Veneto, rimessa Toscana anzi. Rientrano in campo per i toscani Baldi e Rocchiccioli. Rimessa battuta per Antonizzi, sale la pressione di Franzoi, recupero poi completato solo per un attimo da parte del numero 3 Bonamore, rimessa laterale Toscana. Intercetta e tiene in campo Bui che poi spinge da solo, vuole fare tutto senza compagni, alla fine recupera Zambri. Aggressione forte di Bonamore qui ai danni di Baldi, nessun fallo, solo fallo laterale per la Toscana. 33 secondi a fine primo tempo.
pallone in profondità, interviene il Lotti di testa, fallo laterale per la Toscana. Già battuto Antonizzi, ha cercato e ha trovato Panchetti che poi voleva il taglio del compagno. Ultima azione della prima frazione, Franzoia tu per tu con l'estremo difensore avversario, serve Bonamore che con un po' di fortuna realizza il gol del 5-1. Nuovamente Cristian Bonamore, la tripletta per lui a 9 secondi dall'intervallo, cala il pokerissimo il Veneto, 5-1, ancora Bonamore. E adesso ultimo possesso del primo tempo per la Toscana che però perde la sfera. Finisce qui dunque la prima frazione, 5-1 per il Veneto, al vantaggio di Innocenti. Hanno risposto la tripletta di Bonamore e la doppietta di Schiavinato. Le due squadre che dunque vanno negli spogliatoi sul punteggio di 5-1 per il Veneto. Una partita, come già detto, molto meglio la Toscana, salvo poi venire travolta letteralmente dalla formazione veneta. Nel frattempo, prima di prenderci un break, vi ricordiamo che i ragazzi e le ragazze che si aggiudicheranno il torneo delle regioni avranno la possibilità di ampliare le loro conoscenze attraverso un percorso formativo ed esperienziale con le discipline STEM, una piccola rivoluzione culturale lanciata dalla Lega Nazionale Dilettanti. Sono sicuramente questi messaggi che fanno molto bene al nostro movimento. Per il momento è tutto da Cristian De Nicolò, a tra poco per il secondo tempo di Toscana Veneto Under 17.
Eccoci amici sportivi collegati dal Pala Cosenza per il secondo tempo di Toscana Veneto Under 17, 5-1 a favore della formazione di Rozzato. Il punteggio all'iniziale vantaggio di Innocenti ha risposto la tripletta di Bonamore e la doppietta di Schiavinato. 5-1 per il Veneto dunque, che muoverà il primo pallone del match, o meglio alla ripresa, con Gallocchio sulla sfera pronto a dare il via alla seconda frazione. E si inizia, Gallocchio dietro dai Lotti, nuovamente a cercare il numero 9 che prova a farsi largo tra le maglie toscane. Panchetti lo chiude, l'ultimo tocco è proprio il numero 8 in maglia bianca, rimessa laterale a favore del Veneto che parte con Capitan Franzoi, Franceschini, Illotti e Gallocchio davanti a Zanotto. Dall'altra parte invece il portiere Zambri, poi c'è Capitan Panchetti, Minneci, Rocchiccioli e Antonizzi. Questi i due quintetti di inizio ripresa. Calcio d'angolo subito a favore del Veneto, della cui battuta si incaricherà Franceschini. Conclusione sul secondo palo tentata da Gallocchio, non ha trovato però Illotti, il quale recupera subito la sfera. Franzoi a cercare Franceschini, passa bene sull'8 di sinistra e calcia, trova la deviazione da parte di Panchetti. Altro corner per il Veneto, era riuscito molto bene Franceschini a saltare sull'auto Minneci, ha trovato poi però la deviazione di Panchetti. Nuovamente corner per la formazione di Rozzato. Buono questo schema da calcio d'angolo del Veneto, che trova il gol del 6-1 con Illotti. Pallone imbucato per Gallocchio, sponda di suola a cercare il proprio numero 8 che batte a rete, supera Zambri e fa 6-1 dopo 23 secondi. (6-1) dunque per il Veneto, gol di Illotti. Grande azione però, corale di squadra qui del Veneto, rischia di recuperare palla, Gallocchio la recupera, poi Franceschini che salta l'avversario e alla fine sulla ribattuta Gallocchio fa 7-1, nulla può Zambri, ha segnato nuovamente il Veneto. 10 secondi dopo il gol del 6-1 arriva anche il 7-1 che porta la firma di Gallocchio. Recupera adesso il numero 9, autore di 28 gol quest'anno con l'Antenore Sport Padova. Realizza il suo primo al torneo delle regioni per quest'anno. E ovviamente lui, così come il coach Rozzato, così come tutto il Veneto, si augurano che non sia l'ultimo in vista della partita contro il Lazio, che in caso di vittoria quest'oggi si disputerebbe sabato pomeriggio, sempre qui al Pala Cosenza. Nel frattempo su questa sfera non riesce ad arrivare Minneci, fallo laterale per la formazione che a livello organizzativo è considerata ospite, ossia il Veneto. Franzoi prende campo sulla sinistra, poi in buca in mezzo c'è stato però il recupero di Panchetti che la porta di là. Conclusione del numero 8, sfera che termina sul fondo, recupera Zanotto, rimette in gioco per Illotti. Franzoi prova l'imbucata, Gallocchio va a recuperare la sfera che poi viene allontanata proprio da Panchetti, rimessa dal fondo a favore del Veneto, già battuta da Zanotto. Controllo di Gallocchio, l'ultimo tocco poi di un giocatore della Toscana, si tratta di Capitan Panchetti, fischiato contro fallo, rimessa dunque per la Toscana. Qui Franzoi non arriva sul pallone, disorienta però l'avversario e poi lascia il campo per Bui. Altro cambio perché entra Bonamore al posto di Gallocchio per quanto riguarda la formazione di Rozzato. La porta proprio Bui, che torna all'indietro da Franceschini. Anzi adesso Bui, prima era Illotti, servita adesso proprio dal numero 6. Bonamore prende spazio in profondità, Franceschini vuole puntare sull'8 di sinistra, imbuca, pallone intercettato da Panchetti e allontanato poi in un secondo momento da Minneci.
anzi da Rocchicchioli, da Rocchiccioli. Il controllo da parte di Franceschini, che torna dietro dai Lotti nuovamente a cercare, a trovare il proprio numero 7, anticipato però ancora una volta da Lorenzo Panchetti, rimessa laterale a favore del Veneto. Pallone fuori, controllo e finta di Lotti che poi calcia, colpisce Bonamore, sfortunato qui il numero 8 del Veneto, rinvio a fondo per Zambri, che ha prontamente rimesso in gioco. Pallone recuperato dalla formazione veneta e quindi di nuovo in campo Pistoresi e Schiavinato. Pistoresi scambia con Bui, quindi Schiavinato. Ora Pistoresi, Schiavinato. È forse la prima volta che vediamo contemporaneamente in campo Schiavinato e Bonamore per quanto riguarda il Veneto. Schiavinato qui nel frattempo se la porta fuori, rimessa laterale per la Toscana. Schiavinato e Bonamore, autori il primo di una doppietta e il secondo di una tripletta quest'oggi, ma in generale autore il primo di 51 gol, il secondo di 29 gol in questa stagione. Sicuramente due dei giocatori fondamentali del Veneto di Rozzato, che osserva, abbraccia Concerti in panchina. Pistoresi prova a imbucare proprio per Bonamore, protegge palla e la recupera molto bene il numero 3, chiuso poi successivamente da Panchetti. Sarà corner per il Veneto. Pallone fuori per Schiavinato, finta di suolo e mancino, la gran parata in corner di Zambri. Vicino al gol nuovamente il Veneto, sempre con Kevin Schiavinato. Pallone che è terminato in corner. Pallone alzato, controllo di Schiavinato, destro sul secondo palo, allontana Innocenti. Poi la Toscana recupera solo per un attimo, Bonamore se la porta sul destro e calcia, pallone respinto. Alla fine è solo l'ultimo tocco, rinvio al fondo per la Toscana, con Zambri che recupera ora la sfera, la rimette subito nei piedi di Panchetti. Quindi Antonizzi cerca e trova Monami, fermato per un attimo, Innocenti prova a tornare dal numero 11, pallone impreciso, recupera Zanotto che ha già rimesso in gioco per Schiavinato. Imbucata perfetta per il controllo di petto di Bui, fermato poi in fallo laterale. Bui per Schiavinato, deviazione di Antonizzi, altro corner a favore della formazione di Rozzato. 3:41 sul cronometro della ripresa, 7-1 il punteggio per il Veneto. Prova a ripartire la Toscana che finisce però col perdere la sfera. Rientra in campo anche Busnardo. Pallone poi lanciato in profondità a cercare e trovare Pistoresi, che subisce fallo. Punizione quindi per il Veneto. Il Lotti entra al posto di Pistoresi, sul pallone Bui è Schiavinato, Bui la tocca per Schiavinato, quindi si torna dietro dai Lotti, ancora Bui, passa molto bene sull'auto e calcia, deviazione di Panchetti, recupera però Busnardo, quindi il Lotti a imbucare, intercetta Innocenti, può ripartire la Toscana, Innocenti imbeccato molto bene, la gran chiusura fuori dall'area però di Zanotto che con il petto mette in fallo laterale. Rimessa battuta, conclusione tentata da Panchetti, pallone che termina in fallo laterale dopo la deviazione di Bui. Antonizzi a battere l'out,
Pallone dietro per Minneci, recupera Bui e poi protetto il fallo laterale da Illotti. Rientrato Gallocchio, Busnardo prova a imbucare, non va a buon fine il suo tentativo, recupera però proprio Illotti, occhio al 3 contro 1, Schiavinato va sul secondo palo a cercare Gallocchio che non aveva tagliato in tempo, la tiene in campo e la mette in mezzo, respinta di Zambri a anticipare proprio Schiavinato, occhio al contropiede della Toscana, controllo da parte di Monami che poi finisce col perderla. Schiavinato calcia e realizza la propria tripletta, 8-1 per il Veneto, ancora Kevin Schiavinato, 3 per lui e più 7 per il Veneto, 8-1. Innocenti fermato da Busnardo, poi c'è la deviazione di Panchetti e il conseguente fallo laterale a favore della formazione ospite. Busnardo prova a passare sull'8 di sinistra, ci riesce solo per un attimo, fermato su il fallo laterale. Buona l'iniziativa qui del giocatore della Came, servito nuovamente dal compagno, si trattava di Gallocchio, poi conclusione ribattuta, altro corner. Ancora la conclusione tentata da parte di Schiavinato, poi ribadita in rete da Busnardo per il gol che vale il 9-1, segna anche Busnardo. (9-1) quindi per il Veneto, a segno anche il giocatore della Came Treviso, qui in uscita in anticipo Zambri riesce a servire Innocenti, Toscana che però deve rialzare la testa, vuole rialzare la testa per rendere meno amaro possibile il passivo. Ultimo tocco qui di Innocenti, rimessa per il Veneto. Franceschini all'indietro per Illotti, quindi Busnardo, ancora Franceschini, Gallocchio vuole prendere il campo il giocatore dell'Anteriore Sport Padova, quindi Busnardo prova a passare in mezzo a due, ci riesce solo per un attimo, poi falloso il suo intervento ai danni di Innocenti, punizione toscana. Occhio al recupero da parte di Gallocchio che poi va ancora da Busnardo. L'intervento di Zambri a chiusura del primo palo, corner per il Treviso, o meglio per il Veneto, pardon. Altra deviazione, altro calcio d'angolo. Pallone fuori, Illotti torna all'indietro a Zanotto, anzi è Nazzari che è appena rientrato al posto di Zanotto. Giusto così, nel frattempo arriva il gol del 10-1 di Franceschini, dicevo giusto così, che su un punteggio così largo abbia spazio anche il secondo portiere Nazzari, dunque segna Franceschini, il gol che vale il 10-1. Viene servito qui Innocenti, c'è l'anticipo di Busnardo e il conseguente recupero di Nazzari. Quindi Franceschini, pallone verso Franzoi, Busnardo, Franzoi, Busnardo. La vuole e la riceve Gallocchio, passa bene in mezzo a due, poi torna dietro la Franzoi, ancora Gallocchio, taglio di Franceschini sul secondo palo, conclusione di Gallocchio che trova attento Zambri, dietro Busnardo. Quindi Franzoi, Busnardo, Franceschini, passa ancora a sinistra, calcia con l'esterno.
Pallone che termina sul fondo. Rimette in gioco Zambri verso Baldi, che poi non controlla il passaggio di ritorno di Fei. Rimessa laterale Veneto. Rientra anche Bonamore. Franceschini calcia, trova l'intervento in due tempi di Zambri, che evita anche il gol. Intercetta qui Bonamore, l'imbucata da parte di Fei. Rimessa laterale per la Toscana, affidata proprio al numero 5. Cercato e trovato Innocenti. La ritocca nuovamente per Fei. Chiuso però da Franzoi, che poi guadagna l'out. Nazzari rimettere in gioco. Franceschini. Ora Busnardo. Dall'altra parte per Franzoi. Quindi Franceschini. Ancora Franzoi. Busnardo. La riceve Franceschini, che poi calcia. Pallone deviato. Finisce fuori. Stato di Fei l'ultimo tocco. Rimessa Veneto. Si va da Busnardo. Controllo e destro. 11-1. Gran gol da parte di Daniel Busnardo. Il giocatore della Came fa 11-1. Fa 2 in questa partita sul conto personale e fa più 10 per la Came. E quindi 11-1 per il Veneto. Bonamore a terra, tutto regolare per il direttore di gara. Si va da Innocenti, la controlla nonostante la spintarella di Franzoi. Quindi Fei in profondità. C'è recupero dal Veneto con Busnardo che viene esteso da parte del numero 7 Minneci. Chiede subito scusa. Punizione per il Veneto. Busnardo. Franzoi dall'altra parte verso Bui. Prende campo a sinistra, lo chiude l'altro numero 6 Innocenti. Poi deviazione e corner Veneto. Si avvicina Franzoi che riceve doppia solata e conclusione. Sfera sul fondo. Non riesce a trovare la gioia personale il capitano del Veneto e della Fenice Venezia Mestre. Arestacciai dall'altra parte. Innocenti prova ad imbucare per Minneci. Intercetta molto bene Busnardo. Servito Franzoi. La rivorrebbe sul posto Bui. Franzoi con calma a gestire e a servire Bonamore. Passa di corpo e calcia. Sfera sul fondo. Azione personale in questo caso di Bonamore. Un passo dal gol dell'11-1. Adesso Acciai cerca Innocenti. Pallone troppo lungo, recuperato da Nazzari verso Bui. C'è Franzoi in zona. Servito invece Bonamore in profondità. Si gira e calcia. Trova la parata di Zambri. Poi recupera ancora il numero 3 che prova a servire in mezzo un compagno. Nel frattempo Bonamore aveva segnato, ma è stato fischiato prima il calcio di punizione a favore del Veneto. Errore arbitrale, chiede scusa subito il direttore di gara a Bonamore, che si rammarica perché sarebbe stato il gol che sarebbe mosso il poker personale. Voleva essere forse più un'imbucata per Bui, alla fine si è trasformata in una conclusione che aveva battuto Zambri con l'aiuto del palo. Nulla di fatto però. E quindi punizione sul pallone. Franzoi e Gallocchio. Parte Franzoi, pallone sul fondo. Rimessa adesso Zambri. Toscana che non riesce a uscire dalla propria tre quarti e concede il gol del 12-1 per mano di Bui, che trova la sua prima realizzazione personale giornaliera. Bui che invece in campionato ne aveva realizzati 22.
a 10:15 dal termine, fa 12-1. Rimessa laterale battuta, Bonamore prova la conclusione, respinta a Zambri, poi il 3 protegge il corner. Già battuto, Gallocchio tallonato, resiste molto bene alla carica dei due avversari, serve Franzoi, si fa vedere Bonamore, si torna da Gallocchio, prova la Veronica che non riesce, ancora Gallocchio dietro per Franzoi, impostata a piramide ai due interni, Franzoi poi ad allargare verso Bui, ancora Gallocchio, doppio passo e conclusione, respinta di Zambri, fallo laterale. Pallone toccato per la conclusione di Bonamore, sfera deviata a Zambri, ancora corner. Zambri che nonostante abbia subito 12 gol è stato protagonista di belle parate in più circostanze. Adesso la deviazione di Baldi sulla conclusione di Bonamore concede un altro corner al Veneto. Bonamore lascia scorrere per Franzoi, controlla il mancino, sfera sul fondo. Innocenti protegge la sfera, va dall'altra parte a cercare Panchetti, anzi Minneci. Non lo trova, rimessa Veneto già battuta, Franzoi trova Bui, vuole puntare Minneci in 1 contro 1, l'ha sempre saltato finora. Bui lotta, aiutato da Innocenti, Acciai poi recupera la sfera solo per un attimo, Franzoi, Bui, ancora verso il 5. Interviene Gallocchio a recuperare la sfera, 3 contro 1, Franzoi chiuso molto bene da Balti, rimessa laterale Veneto. 9 minuti al termine, quasi porta palla in avanti Bui, poi conclusione che colpisce il petto di Bonamore, che non trova però il gol personale perché Zambri l'aveva parata, solo che poi viene fischiato autogol, viene assegnato autogol, 13-1, time out chiesto da coach Pullerà, autogol di Zambri qui. Si riprende a giocare dunque dopo il time out, dopo il gol del 13-1. Toscana in possesso palla, vedremo se avrà uno scatto di orgoglio la formazione di Pullerà. Nel frattempo arriva anche il 14° gol della formazione veneta, a firma, indovinate di chi? Kevin Schiavinato, che realizza il proprio poker personale, 14-1. Bonamore riceve, si gira e calcia, gran conclusione del numero 3, qui respinta però da Zambri. Prova a farsi vivere la Toscana, lo fa con Minneci, la cui conclusione viene respinta in fallo laterale. Antonizzi
Pallone recuperato, poi Bonamore lanciato in profondità. Zambri chiude, serve Minneci. Pallone imbucato a cercare Rocchiccioli. La protegge, guadagna l'out sulla deviazione di Bui. Gioca con il portiere di movimento, adesso la Toscana. Recupera la sfera Nazzari, poi occhio a Schiavinato. È rimasto in porta Panchetti con la maglia gialla da power play. La mette fuori Nazzari. E quindi possesso Toscana con il portiere di movimento. Panchetti va dall'altra parte dove c'è Antonizzi. Quindi Fei, Antonizzi, Fei. Ancora i due a scambiare. Panchetti muove palla con rapidità la Toscana in questa circostanza. Recupero però ai danni di Minneci. E conclusione che termina in rete da parte di Geremia Bui, che fa 15-1, doppietta personale per lui. Ancora power play per la Toscana. Conclusione di Innocenti, parata molto bene da Nazzari. Poi pallone allontanato da Pistoresi direttamente sul fondo. Non rientra più Zambri, rimetterà dal gioco Panchetti. Rimette lungo, lunghissimo, arriva l'uscita con il petto o con le ginocchia, fate voi, da parte di Nazzari, che mette in out. Rimessa laterale Toscana. Panchetti a battere, torna dietro da Fei. Quindi Antonizzi, ancora Panchetti, la tocca verso Innocenti, recupera Nazzari che poi rimette in gioco per Kevin Schiavinato, che finisce col perderla. Porta Toscana rimasta vuota. Franceschini rischia di perderla ma mantiene molto bene il possesso. Schiavinato, pallone imbucato male, allora recupera la sfera in questa circostanza il numero 8 Panchetti, che non la può toccare, quindi porta rimasta vuota. E allora Schiavinato realizza il gol del 16-1. È il proprio pokerissimo personale. (16-1), partita più che a senso unico in questo momento. Panchetti mette fuori, rientra in campo Zambri. Time out chiesto però dal Veneto. Si riprende a giocare dopo il time out. Conclusione la parte di Schiavinato ribattuta, quindi Innocenti recupera la sfera. Schiavinato, poi Franceschini, la parata da parte di Zambri. Schiavinato in buca a cercare sul secondo palo Pistoresi che non arriva.
Occhio alla conclusione nel frattempo da parte del numero 2 Gioele Pistoresi, si aggiunge anche lui al tabellino dei marcatori. 17-1 per il Veneto, anche Pistoresi a segno. Occhio nel frattempo che c'è il recupero da parte del Veneto. La Toscana continua a giocare col power play. Qui Schiavinato è andato a un passo dal proprio sesto gol personale. Ricordiamo che ragazzi e ragazze che vinceranno il torneo delle regioni avranno la possibilità di ampliare le loro conoscenze attraverso un percorso formativo ed esperienziale con le discipline STEM. Tutto ciò voluto, una piccola rivoluzione culturale voluta e lanciata dalla Lega Nazionale Dilettanti. Torniamo sulla cronaca di ciò che sta succedendo al Pala Cosenza, perché la Toscana gioca col power play sotto di 16 gol, partita a senso unico fino a questo momento. Recupero ancora una volta da parte di Illotti, conclusione respinta in corner da Antonizzi. È rientrato Zambri in porta. Illotti per Schiavinato, respinge Zambri, poi Innocenti. A terra, falloso l'intervento di Kevin Schiavinato, punizione toscana, e rientra Panchetti al posto di Zambri. Prova a farsi viva adesso la Toscana, c'è la gran parata però di Nazzari sull'avversario, poi prova la conclusione. Pallone sul tetto, si è fatto trovare pronto qui l'estremo difensore veneto in una delle pochissime occasioni avute dalla formazione allenata da Pullera. Nessun problema per Nazzari che ha respinto bene. 4,54 al termine, 17-1 per il Veneto, punteggio impietoso finora. Conclusione nel frattempo di Capitan Panchetti. Si distende Nazzari, il cui intervento però non è necessario. Rientra in campo Franzoi. Illotti. Pallone per Busnardo. Quindi Illotti subisce un calcio da parte di Antonizzi. Punizione Veneto. Franzoi, pallone dall'altra parte, prova. Si riprende dunque a giocare sul punteggio di 18-1. Toscana che gira sempre con il portiere di movimento. Veneto che però porta una buona pressione alta. Pallone per Acciai. Quindi Monami, ancora Acciai. Prova a tornare dal numero 11. Finisce invece con consegnare il pallone a Gallocchio. 19-1 a favore del Veneto. Gallocchio che realizza la sua seconda rete odierna e porta sul più 18 ai suoi. Ed eccolo qui invece il gol del 20-1 ancora con Gallocchio. Tripletta personale per lui e 20-1 per il Veneto. Nel frattempo recupera Busnardo, conclusione respinta, poi Gallocchio. 3 gol in rapidissima successione da parte del numero 9, quindi punteggio adesso sul 21-1. Quindi per il Veneto. È tornato in porta Zambri. Credo che Pullera abbia definitivamente rinunciato a giocare col portiere di movimento.
Busnardo per Franzoi, ancora Busnardo, 180 secondi al termine. Gallocchio, ancora Franzoi, quindi Gallocchio che viene fermato là. Cioè, abbiamo visto poco fa Andrea Rozzato alla panchina del Veneto fare un cenno con il dito ai propri giocatori, come a volergli indicare di fermarsi. Logicamente umiliare l'avversario non è mai la cosa migliore. Nel frattempo pallone sul secondo palo verso Pistoresi, che non riesce a raccogliere l'imbucata di Gallocchio. Acciai, pallone girato ora verso Monami, vuole puntare su l'ultimo tocco, anzi no, l'ultimo tocco è di Busnardo, la rimessa è sua. Si torna all'indietro dove c'è Baldi, anzi Brandini, che ritocca adesso la sfera. Minneci, Monami, Minneci non riesce a controllare e rientra in campo anche Bui. Bui a girare per Franzoi, quindi si va da Gallocchio dall'altra parte. Franzoi la vorrebbe Pistoresi, che poi parte. Gallocchio prende campo centralmente, molto bene Gallocchio, che poi scarica male per Bui. Pallone troppo arretrato, fallo laterale per la Toscana. Pallone in profondità, l'aspetta lì Nazzari, che poi se la porta in area e la blocca, subendo anche fallo. È il quinto per la Toscana. Franzoi rimette in gioco verso Pistoresi. Ora Gallocchio, Franzoi, Bui, Franzoi. Si fa vedere Pistoresi che riceve. Franzoi, Bui, parallela ottima per Pistoresi, che se la porta in avanti e calcia. Trova la deviazione scivolata di Brandini e il conseguente corner. 1:12 al termine, 21-1 qui il punteggio. Finta di Bui che non calcia, prova a prendere qualche metro di campo, viene chiuso in out. Pistoresi a battere l'out. Franzoi verso Gallocchio, ancora Franzoi, si fa vedere Bui. Franzoi, recupero solo per un attimo nella Toscana, altro 3 contro 1. Gallocchio calcia, pallone respinto, poi prova ad allontanare la retroguardia. Ancora Gallocchio, la tiene lì, raddoppiato. Passa molto bene, viene poi chiuso in corner. Franzoi, pallone per Bui, quindi Gallocchio, Bui, Franzoi adesso meno di un possesso cestistico da giocare, falloso l'intervento di Rocchiccioli ai danni di Franzoi e quindi sarà tiro libero a favore del Veneto a 18 secondi al termine. Tirerà Gallocchio il tiro libero. Gallocchio contro Zambri, parte Gallocchio, la parata di Zambri che resta a metà tra la linea di porta e la linea dei 5 metri e respinge molto bene in corner. Ha sbagliato qui Gallocchio.
3 secondi restanti sul cronometro, quindi su questa rimessa laterale della Toscana finirà il match 21-1 per il Veneto, punizione severissima per la Toscana under 17, inizialmente passata in vantaggio con Innocenti, poi si è travolto l'uragano di Andrea Rozzato, si è abbattuto contro la Toscana e dunque per il momento è tutto. Terzo tempo tra le due formazioni. Ci vediamo pomeriggio per la gara delle ore 17:30, sempre tra Toscana e Veneto, valevole però per la categoria juniores. Da Cristian De Nicolò è tutto, a pomeriggio.